Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Addio Natale, la scomparsa del collega Natale Bruno, valente giornalista della nostra redazione e collaboratore di testate e agenzie nazionali. Un vuoto enorme per i familiari e per chi lo conosceva. Tutti ne hanno apprezzato correttezza e qualità professionale. Numerosissimi messaggi di cordoglio dalle istituzioni. Stupro di gruppo a Palermo, i familiari degli indagati minacciati sui social, mentre il garante della privacy mette in guardia sulle conseguenze della divulgazione e condivisione del video della violenza. Domani manifestazione delle donne a Mondello. In branco non si sentono impotenti le parole della psicologa che spiega le dinamiche che possono spingere i giovanissimi a compiere stupri in gruppo. Intanto i residenti delle zone di Palermo in cui si è consumata la violenza chiedono maggiore sicurezza. Gela ripiomba nella paura, un killer su uno scooter ha esploso 6 colpi di pistola contro un pregiudicato in pieno centro nell'ora di punta, 2 feriti e altre persone miracolosamente illese. 4 arresti a Siracusa per una rapina in villa con sequestro avvenuta nel gennaio scorso. I banditi abbandonarono l'auto con la cassaforte dopo l'inseguimento dei carabinieri. I figli del vulcano rispondono all'appello, file ai botteghini e folle di appassionati online per sottoscrivere l'abbonamento del Catania per la prossima stagione. Bentrovati, il nostro TG anche stasera caratterizzato dalla grande tristezza per l'improvvisa morte del collega Natale Bruno. A lui dedichiamo anche questa edizione, lui che proprio ieri sera era qui a condurre il suo purtroppo ultimo telegiornale. Le condoglianze di tutti noi alla mamma Teresa e a Santa Di Caro, compagna di una vita, una carriera, quella di Natale, vissuta alla costante ricerca della notizia con passione e correttezza. Domani pomeriggio a Mister Bianco i funerali, il ricordo del collega nel servizio di Adelaide Barbagallo. Natale Bruno ci ha lasciati improvvisamente stanotte. Sino a ieri sera era alla conduzione di Sicilia 24. Poco prima la riunione in redazione con il confronto sugli aggiornamenti dei principali fatti di cronaca da raccontare. E poi, prima di tornare a casa, l'arrivederci a domani. Stamattina la notizia della morte di Natale, 59 anni compiuti a luglio, è piombata in redazione come arrivavano talvolta le sue telefonate per dirci di un'operazione di polizia, di un arresto, di un fatto di cronaca nera appena avvenuto. Da tanti anni a Telecolor, Natale lo scorso marzo aveva ricevuto dall'Ordine dei giornalisti di Sicilia la medaglia per i 35 anni di iscrizione all'albo e lo annunciava sorridendo e con orgoglio in redazione. Nella sua lunga carriera ha seguito da vicino e riportato sempre con professionalità e dovizia di particolari i più grandi fatti avvenuti in Sicilia. Più volte inviato, sino a pochi giorni fa, per il femminicidio di Ramacca. La ragazza moldava, Vera Schiopu, abitava assieme ai 2 romeni. In questo secondo capannone che vedete alle mie spalle. Era corrispondente di Repubblica a Catania, scriveva anche per l'agenzia Agi. In passato aveva lavorato con il Giornale di Sicilia. Nell'aprile scorso si era ritrovato sulle TV nazionali per un video che lo mostrava in diretta alla conduzione del telegiornale di Telecolor durante una forte scossa di terremoto. Impassibile, è andato avanti. Cronista di razza, la sua morte, incredibilmente improvvisa, è una gravissima perdita per noi colleghi. In redazione a Telecolor abbiamo condiviso con Natale anni di lavoro. I confronti con lui sui fatti di cronaca e sulla vita di redazione erano sempre schietti, diretti, talvolta animati perché Natale si accalorava quando era convinto della bontà delle sue idee e con tutte le sue forze le portava avanti. L'editore, la redazione, i tecnici, l'amministrazione di Antenna Sicilia e Telecolor e Angela Ciancio che ricorda con affetto e gratitudine i tanti anni di lavoro svolti insieme, tutti addolorati per l'improvvisa perdita, si stringono alla mamma Teresa, alla compagna Santa e ai suoi familiari. I funerali si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa madre di Mister Bianco. E sono tantissimi i messaggi di cordoglio, di vicinanza per i familiari e di stima nei confronti di Natale Bruno, cronista di razza e professionista appassionato, come l'ha definito il presidente della regione Schifani. Sentiamo Tonino De Mana.
Un mazzo di fiori sulla scrivania, una sedia vuota, il telefono silenzioso ed una redazione ammutolita. Abituata a dare notizie belle e brutte, ma quando quelle brutte toccano da vicino è difficile anche per noi trattenere l'emozione. Il collega Natale Bruno non c'è più, la sua postazione è meta continua di amici e colleghi, ma quella sua scrivania con fogli, appunti, vignette, cuffie, cucitrici ed un caschetto giallo, trofeo di una vecchia inaugurazione della metropolitana, è ormai tristemente vuota. Uno dei primi ad arrivare, visibilmente commosso, è il direttore del quotidiano La Sicilia, Antonello Piranio, che lascia un mazzo di fiori ed un biglietto a Natale all'amico, al collega, nel ricordo di tante cose vissute insieme, Antonello con tutta la famiglia della Sicilia. La notizia della morte di Natale corre nelle chat, nel web, sui social, in TV, la sua TV, e si diffonde in pochi attimi, quegli attimi che a volte inseguiva quando si trattava di chiudere un pezzo per il TG o in vista di una diretta. Il mondo del giornalismo si intreccia con quello delle istituzioni. Apprendo con sgomento la notizia improvvisa della prematura scomparsa di Natale Bruno, punto di riferimento del giornalismo siciliano, scrive in una nota il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi. Bruno ha sempre svolto la sua attività con professionale straordinaria esemplare etica, preparazione, competenza e signorilità di comportamento. La comunità civile e culturale perde uno dei suoi migliori rappresentanti. La scomparsa di Natale Bruno, cronista di razza e professionista appassionato, lascia un profondo vuoto nel mondo del giornalismo siciliano. Alla sua famiglia e ai suoi colleghi il mio pensiero e il cordoglio della regione per questo lutto inatteso ed improvviso, lo dice il presidente della regione Renato Schifani. Cordoglio arriva anche dall'amministrazione comunale di Catania. A farsi portavoce il sindaco Enrico Trantino: conoscevo Natale Bruno da più decenni, fin da quando in tribunale io muovevo i primi passi da avvocato e lui da giornalista. Ho sempre avuto la percezione di un professionista serio e leale. Gli fa eco Marco Corsaro, sindaco di Mister Bianco, comune di residenza di Natale Bruno. Scompare un professionista rigoroso, capace di spaziare, ma anche un nostro concittadino della cui opera andiamo fieri. Nel pensarlo affiorano sentimenti solo di affetto e di gratitudine, lo afferma l'ex presidente della regione Raffaele Lombardo. Di Natale ricorderemo sempre l'amore per il giornalismo, ci mancheranno la sua schiettezza e generosità. Un pensiero di affetto anche da parte del questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello. L'ordine dei giornalisti, l'associazione siciliana della stampa, il gruppo cronisti e la segreteria provinciale di Catania di Asso Stampa, l'Unione Stampa Sportiva Italiana esprimono cordoglio e lo ricordano come un collega attento e scrupoloso, un maestro per tanti giovani che grazie a lui si sono avvicinati alla professione. Doti umane e professionali sono evidenziate da tutte le sigle sindacali, dal Corecom Sicilia alle forze dell'ordine e da quanti lo hanno conosciuto e incrociato carriere o semplici sguardi. Molti messaggi arrivati alla nostra redazione da tanti telespettatori. Nella lunga lista di compianto, e ci scusiamo sin da ora se abbiamo dimenticato qualcuno, non potevano mancare le redazioni di Antenna Sicilia e Telecolor, ma queste fanno parte un po' della sua famiglia. Ciao Natale, da oggi la tua redazione è più vuota. Te già è finito, grazie per l'attenzione a tutti, buona serata. E ora le altre notizie del TG. Cercare il video dello stupro della ragazza vittima dei fatti del Foro Italico a Palermo costituisce reato. Il garante della privacy avverte tutti. Intanto la direzione del carcere chiede il trasferimento dei 6 indagati fuori dal penitenziario, minacce anche alle famiglie dei presunti stupratori. Domani prevista intanto una nuova manifestazione delle donne a Mondello per ribadire il loro no alla violenza. Malio Viola. Minacciati in carcere e ora chiedono di lasciare il penitenziario Lorusso di Pagliarelli a Palermo. I 6 ragazzi accusati dello stupro di gruppo del 7 luglio scorso ai danni di una 19enne hanno avanzato attraverso i propri legali la richiesta, ma a chiedere il trasferimento in altri penitenziari possibilmente diversi è anche la direzione dello stesso carcere, con una nota inviata al Dipartimento Penitenziario per segnalare che il clamore mediatico ha fatto sì che anche gli altri detenuti, quelli in regime speciali, siano a conoscenza dei fatti di cui sono accusati i giovani e manifestino scarsa tolleranza. Ma c'è anche un motivo tecnico. I 6 per disposizione della magistratura non devono incontrarsi fra loro e questo è estremamente complesso, essendo reclusi tutti nella medesima area speciale carceraria. Mentre già in carcere cresce la tensione nella gestione degli indagati, all'esterno sono i parenti degli stessi indagati a presentare una denuncia contro ignoti per gli insulti ricevuti sui social, per i profili fake che sono stati aperti e perché sono state postate foto e indirizzi dei parenti dei 6 giovani, quasi a voler
farne additare anche le famiglie. Tensioni sociali che crescono dunque, mentre boom di firme alla petizione che chiede pene esemplari per tutti e 6. Sulla sicurezza dei luoghi della movida invece il prefetto di Palermo ha convocato per venerdì prossimo un comitato per l'ordine pubblico per valutare le azioni da mettere in campo per impedire che episodi del genere possano ripetersi. Infine arriva il no netto alla condivisione dei video dello stupro da parte del garante della privacy, che avverte chiunque stia cercando online di ottenere queste immagini che esistono precisi profili di reato compiuti da chi lo rende noto, da chi lo condivide e da chi lo visiona. E ci si chiede quali possano essere le dinamiche socioculturali che spingono i giovanissimi a compiere stupri e violenze in branco. L'intervento ai nostri microfoni della psicologa Maria Rita Parsi, intervistata da Luca Ciliberti. Sentiamo. Lo stupro di Palermo porta inevitabilmente a interrogarsi sulle dinamiche socioculturali che spingono questi giovanissimi a compiere dei gesti di tale portata. Spesso ragazzi che da soli sembrano quasi indifesi, in gruppo diventano branco pensando di essere invincibili. Lo abbiamo chiesto alla psicologa e psicoterapeuta italiana Maria Rita Parsi, attuale componente dell'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza. Il branco è tanto, la vittima è una. Quindi il poter agire su una persona completamente indifesa fa vivere loro un passaggio. Non sono più loro gli impotenti indifesi, ma è quella vittima impotente e indifesa che loro distruggono per distruggere la paura. Quando avviene uno stupro capita che chi commette il gesto faccia anche un filmato. Perché? I nativi digitali usano il virtuale per documentare, per avere un ricordo di quello che fanno. Per ricordo intendendo qualcosa di bello come qualcosa di orribile come questo. Senza generalizzare, ma alcuni giovani di oggi vedono il sesso come una challenge. Che cosa sta accadendo? Se io posso documentarlo filmandolo, se io lo metto sui social quasi per vantarmene, e se io considero questo una sfida, una provocazione, vuol dire che sto anche ammonendo il mondo della famiglia, della scuola, del sociale, delle comunicazioni di massa, che questa è una terribile realtà che può emergere proprio dalla mancanza di educazione. E infine, quanto influisce la famiglia nei ragazzi che poi diventano stupratori? L'invito, l'ammonimento è: noi dobbiamo educare differentemente questi giovani, dobbiamo creare loro dei modelli, delle linee guida che permettono loro di non arrivare, per dimostrare un'impotenza che diventa una potenza di sottomettere le vittime, qualcosa che addirittura si può fare e si può diffondere e si può utilizzare come un vanto di fronte agli altri. E continuiamo a parlare della drammatica vicenda dello stupro di gruppo. Centro storico di Palermo sempre più pericoloso. La violenza si è consumata proprio nel centro del capoluogo. I residenti chiedono maggiori controlli. Marco Gullà. Lo stupro di gruppo avvenuto lo scorso 7 luglio ha ancora una volta acceso i riflettori sulla poca sicurezza del centro storico di Palermo e in particolare nelle ore notturne, quando va in scena la movida. La movida selvaggia di alcune zone del capoluogo dove i giovanissimi si sono resi protagonisti di gravi episodi di violenza come pestaggi, furti e ultimo lo stupro di una 19enne. Chiedono maggiore sicurezza, più attenzione da parte delle forze dell'ordine, i residenti e tutti i consiglieri di circoscrizione che questa mattina si sono incontrati proprio nel cantiere abbandonato del Foro Italico dove si è consumata la violenza. Le azioni immediate noi le avevamo già chiesto il 12 giugno col corteo che chiedeva per Palermo più sicurezza e legalità. L'abbiamo manifestato in prefettura, al capo gabinetto e all'addetto alla sicurezza. Continuiamo ad attendere un invito affinché ogni consigliere che rappresenta centinaia e centinaia di residenti che regolarmente raccontano di situazioni anche di pericolo e di gravità per poi essere manifestate in prefettura. Vucciria e Foro Italico, ovvero le due tappe dello stupro, fanno parte del comprensorio del centro storico. Qui, in questo punto della città, da anni si chiedono interventi per arginare la scia di violenza. Il tema non è soltanto legato al controllo mancato o alla presenza, che sono cose per me ovvie. Questo non può esistere in una città per decenni. Non può mancare il controllo della polizia sul territorio in questa maniera. Comune, polizia municipale, altri ambiti. Io chiedo quali sono le misure che la politica decide di mettere in campo sul piano sociale, dove sono gli educatori di strada. Il percorso è lungo e non si può portare avanti soltanto con la repressione. E poi furti, rapine, vetrine dei negozi spaccate, spaccio H24. Un centro storico che se di giorno è meta di turisti, al tramonto diventa invece Far West.
A Gela adesso, almeno 6 colpi esplosi da un killer su uno scooter in corsa. Hanno ferito 2 persone, fratello e sorella, e sfondato il finestrino dell'auto che viaggiava davanti a loro. E illesi per fortuna gli occupanti. La città intanto ripiomba nella paura degli anni 90. Gera Italia. Hanno sparato per uccidere e solo per pura fortuna non sono riusciti a compiere la loro missione criminale. A Gela si torna a sparare come negli anni 90, in mezzo alle strade, nell'ora di punta, nelle zone più trafficate della città. Nella serata di martedì, l'ennesimo episodio, nel cuore della frequentatissima via Venezia, 2 persone, un uomo e una donna, Salvatore e Ornella Azzarelli, sono rimaste ferite in una sparatoria. Erano circa le 18 quando 2 uomini con i volti travisati dal casco a bordo di uno scooter hanno affiancato l'auto di Azzarelli. Approfittando del traffico intenso che in quel momento c'era in via Venezia, hanno svuotato l'intero caricatore sulla fiancata dell'auto. Almeno uno dei 6 proiettili esplosi in corsa ha colpito Azzarelli a una gamba, mentre la sorella è rimasta ferita di striscio alla mandibola. Uno dei colpi esplosi, probabilmente da una semiautomatica, ha anche colpito un Opel Corsa che in quel momento transitava davanti l'auto, obiettivo dei malviventi. Illesi, per fortuna, gli occupanti, una coppia di fidanzati. L'intera azione di fuoco dovrebbe essere stata ripresa interamente dalle tante videocamere che sono nella zona. Le immagini in questo momento sono al vaglio degli inquirenti. Azzarelli ha diversi precedenti penali per associazione mafiosa e di recente è stato sottoposto a procedimenti per violazione delle misure nell'ambito di un'indagine su un incendio che danneggiò 2 auto e una moto. I 2 feriti non avrebbero fornito notizie sull'agguato utili agli inquirenti per arrivare ai 2 attentatori. L'ipotesi investigativa al momento è quella di un regolamento di conti, ma gli inquirenti stanno valutando tutte le piste. Bonnie and Clyde, ma in salsa palermitana. Una coppia di ragazzi sta mettendo a segno una serie di furti nei negozi in centro del capoluogo. A turno o la ragazza o il ragazzo chiede al commerciante di poter guardare qualche capo di abbigliamento o di bigiotteria, mentre il venditore è alle prese con uno dei clienti, l'altro si avvicina alla cassa e porta via quello che trova. Sono state presentate diverse denunce, le indagini sono in corso. Rapina in una villa della zona sud di Siracusa. Arrestate 4 persone, 3 catanesi ed un siracusano che lo scorso gennaio avevano fatto irruzione prendendo in ostaggio 2 persone. Sentiamo. Un passamontagna e dei guanti dimenticati in auto hanno tradito uno dei 4 rapinatori, identificato attraverso il DNA. Era una tranquilla notte di gennaio quando la banda aveva fatto irruzione in una villetta tra la Fanusa e l'Arenella, nella zona balneare di Siracusa, trasformando la scena tipica di un film d'azione in realtà. Come in Arancia Meccanica, i malviventi, 3 catanesi ed un siracusano, non si sono fatti scrupoli e per portare a termine il loro piano hanno perfino immobilizzato il figlio dei proprietari con la fidanzata. Fascetta e nastro adesivo per tenerli fermi e farsi rivelare il posto dove erano custoditi soldi e gioielli. Come si vede dalle immagini di videosorveglianza, hanno messo a soqquadro la villa portando via una cassaforte ed altri oggetti di valore. Poi la fuga. Ed è stato proprio quando i 4 hanno lasciato la casa che i 2 ostaggi sono riusciti a liberarsi, lanciando l'allarme al 112. L'immediato intervento delle gazzelle dei carabinieri ha ostacolato i rapinatori già in fuga, che dopo un inseguimento si sono allontanati a piedi, abbandonando auto e bottino. Oggi, dopo mesi di indagini coordinate dalla Procura di Siracusa, è arrivata la svolta con i 4 arresti. Al Policlinico di Palermo le telecamere del sistema di videosorveglianza hanno ripreso una banda di 7 ragazzini che spavaldamente nel Dipartimento di Medicina ha rotto i vetri della hall e poi scaricato l'estintore del gabbiotto dei gas medicinali. La banda è fuggita dopo l'intervento di alcuni pazienti. Sull'episodio l'azienda ha presentato denunce e consegnato alla polizia le immagini. Nella notte tra lunedì e martedì è invece avvenuto un tentativo di furto nel plesso che ospita l'anatomia umana e patologica, dove il mese scorso erano stati rubati computer e apparecchiature. Parliamo adesso di spettacolo. Chiara Civello, grande protagonista al Festival del Jazz di Piazza Armerina. Applaudita la sua performance, soprattutto il suo brano dal titolo Sono come sono. Io credo che la musica curi, sono la prima a curarsi durante quell'ora e 15, quell'ora e 20 di un concerto, quindi la musica mi cura.
Seguendo il filo rosso della cura di Battiato, il Festival Jazz di Piazza Armerina accoglie le note di Chiara Civello con il suo successo dal titolo Sono come sono. A fare da sfondo all'esibizione la cattedrale di Piazza Armerina, degna cornice della seconda edizione del Between Jazz Festival, promosso dal Comune di Piazza, dalla Regione Siciliana, in collaborazione con il Palio dei Normanni. La cantante, compositrice e pluristrumentista si è esibita sul palco con Dario Bassolino alle tastiere, Paolo Petrella al basso e Stefano Costanzo alla batteria. Il concerto è stato un concentrato di canzoni chiave del percorso dell'artista, dagli esordi a New York alle collaborazioni brasiliane con i grandi artisti italiani come Bianconi e Di Martino, fino alle canzoni omaggio al suo idolo Michael Legrand. Adesso ci fermiamo, piccola pausa per noi, fra poco lo sport. Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale con il calcio in primo piano, entusiasmo per il Catania in vista della prima di campionato, un autentico boom di abbonamenti, più di 10.000 tessere staccate in 2 giorni, piattaforme online prese d'assalto e file ai botteghini di Piazza Spedini. Il presidente rossazzurro Pelligra commenta, è l'ennesima dimostrazione dell'amore dei tifosi. Tonino De Mana. Eccoli, i figli del vulcano, in coda sotto il sole a picco al botteghino di Piazza Spedini o davanti ad un PC a prendere d'assalto la piattaforma Ticket One, tutti a caccia dell'abbonamento del Catania. Stagione calcistica 2023-2024, quella che segna il ritorno tra i professionisti dopo un solo anno di purgatorio. Il popolo rossazzurro risponde presente alla chiamata di Ross Pelligra, il condottiero che in un sol colpo ha riportato il Catania in C e l'entusiasmo dei tempi migliori. È corsa all'abbonamento, già di buon mattino i tifosi sono qui, si sente un fischio, non è l'arbitro ma è la polizia municipale che disciplina il traffico, invitando gli automobilisti a non sostare di fronte ai botteghini. È un entusiasmo contagioso, grandi e piccoli, a sostegno di una fede. L'anno scorso l'ho fatta per la prima volta. L'abbonamento è per lei o per i nipotini? No, per me. C'è gente che è venuta anche alle 6 da quello che ho sentito, io un po' più tardi, però vale la pena di fare la fila anche perché bisogna dare fiducia a questa società che fino ad oggi ha fatto benissimo. Il selfie è fatto con lo sfondo del botteghino, cosa avete fatto? Dobbiamo andare a fare ancora l'abbonamento, mi devo andare a stampare la WeCard per poter fare l'abbonamento. Il sole, il caldo, la fila non vi ferma? No, assolutamente, neanche il lavoro. A sostegno di una fede, sempre. Il Catania ovviamente dopo Sant'Agata per i catanesi è sacro, quindi fila, caldo, sfidiamo la qualunque, addirittura ho lasciato la moglie per non andare a mare per venire al botteghini. Non si è fatta attendere la risposta del patron Pelligra, si tratta dell'ennesima dimostrazione di forza e sentimento dei nostri sostenitori, ha detto il presidente. Esprimo sincera gratitudine ed entusiasmo, il primo spettacolo al Massimino sarà sugli spalti, i nostri ragazzi dovranno trarre forza da questa bellezza e meritare in ogni secondo di gioco il grande onore di rappresentare Catania. Arriverò in città nei prossimi giorni, pronto a vivere con tutti gli appassionati l'emozione della prima giornata di campionato e Catania-Crotone potrebbe essere già il primo sold out della stagione. Era l'ultima notizia del nostro TG, anche questa edizione è stata dedicata al collega Natale Bruno. Ancora le condoglianze da parte nostra, parenti, conoscenti e amici per la prematura scomparsa di un uomo leale e di un ottimo giornalista. La sua assenza in redazione è veramente già palpabile. Un saluto da tutti noi, Natale. Il TG adesso è finito, grazie per averci seguito, una buona serata.